Azzardo. Noi dell'Italia dei Valori all'inizio ci prendevano pure un po' in giro quando abbiamo detto raccogliamo le firme per eliminare slot machine e videopoker, che sono la piaga del paese. 900.000 persone, 3 milioni di persone interessate, famiglie rovinate. E il governo, che peraltro lo Stato ci perde pure, perché è falso che ci guadagna, perché gli rimangono in tasca 7-8 miliardi, perché 10 miliardi vanno ai concessionari, il resto viene restituito in premi o altre cose, 7 miliardi rimangono allo Stato. Ma sono una partita di giro, perché in sostanza per curare le 900.000 persone malate di ludopatia, immaginate che i dipendenti dagli stupefacenti, dalle droghe in questo momento sono 500.000, secondo l'accertamento del Servizio Sanitario Nazionale, quelli dipendenti dal gioco 900.000, quindi immaginate che dramma. Bene, noi abbiamo fatto un disegno di legge che li elimina, abbiamo raccolto le firme, è chiaro che c'è il silenzio, ma per un motivo molto semplice, il silenzio non tra i cittadini, perché in Parlamento le lobby del gioco sono fortemente rappresentate. Se voi vi ricordate, addirittura il Parlamento poi è stato bloccato, per la verità anche da un intervento dello stesso Renzi in quel caso, è stato bloccato un intervento che penalizzava i comuni e le regioni che limitavano il gioco. Come dire, dobbiamo favorire il gioco, uno Stato che favorisce il dramma degli italiani e gioca sulla loro pelle. Quindi questo va fatto. Noi abbiamo chiesto al Presidente della Camera di mettere subito all'ordine del giorno il nostro disegno di legge, che è drastico, perché dice no, è vietato il gioco d'azzardo per videopoker e slot machine. Vogliamo vedere in Parlamento chi sta da una parte e chi sta dall'altra, e mi auguro in questo caso, anche perché il Signore diceva di essere grillino e come tale mi ha anche un po' accomunato, io mi auguro che i grillini stiano dalla nostra parte, perché parliamo di un tema concreto, di un dramma vero a cui possiamo dare una volta per tutte la soluzione. Sulle pensioni l'Italia dei Valori ha predisposto un disegno di legge, e raccoglieremo le firme perché poi stiamo lavorando con la democrazia diretta. Vedete, essere fuori dal Parlamento può anche giovare, no? Perché può servire a parlare di più con la gente. Questa è la politica: se non parli e non ti confronti, non senti i problemi, anche attraverso delle telefonate in una trasmissione, non capisci quali sono i problemi e quindi quali possono essere le soluzioni. Bene, sulle pensioni la nostra proposta è chiara, avevamo già raccolto le firme e ripeteremo: abroghiamo la riforma Fornero e quindi creiamo lavoro, e per quello che ci riguarda è una partita di giro. Blocchiamo e quindi eliminiamo le pensioni d'oro, e col risparmio, quindi è un gioco all'interno, non danneggiamo nessuno, perché non è certo danneggiabile chi ha una pensione d'oro e gli viene ridotta e limitata. Chi ha 25 incarichi come il presidente dell'INPS Mastrapasqua, attenzione, avete sentito parlare che aveva 25 incarichi? Avete sentito parlare del fatto che si sia dimesso da un incarico? Non risulta che abbia lasciato gli altri 24. Allora, in questo paese una sola norma che dice un solo incarico a ognuno, in caso contrario si perdono tutti e non possono sommare le liquidazioni. Basta sommare queste somme, bloccare le pensioni d'oro e i doppi incarichi, e da questo punto di vista con le stesse risorse aumentare le pensioni più basse, le pensioni minime, mettendo nelle tasche dei cittadini più soldi per poter non vivere, sopravvivere, perché la situazione del nostro paese, e dobbiamo parlare anche di Europa in questo senso, la situazione del nostro paese è proprio questo: qui i cittadini, 4 milioni di italiani secondo l'Istat, non riescono a fare un pranzo completo, proteico, correttamente ogni 2 giorni, 4 milioni di cittadini, capite che significa? Allora è ovvio che in una situazione di emergenza dobbiamo tagliare coloro i quali hanno di più e soprattutto chi ha abusato di più, e favorire chi invece al contrario è vittima di